3 mesi dopo che erano saltati fuori dall'Egitto, giusto tacchedì, gli israeliti arrivarono in tal deserto dal Sinai. A partire di Refidim, arrivarono in tal deserto dal Sinai e si camparono in tal deserto. Israele si campa lì, in faccia del monte. Allora Mosè allè su lì di Dio. Il Signore lo chiamò stan su la monte e disse: «Ch'est tu diseras alla chiesa di Jacob, tu faseras sapere ai figli di Israele. Oveis vedut cui vestis voi, ciò che io hai fatto agli egiziani, e cemut che usai portas fur su alis di aquile, e menas vies di me. Come se ascoltais la mia voce e rispettais il mio pat, io us tignerai come robe in me, fra mieci di tutti i popoli, stan che tutto il mondo all'ignò. Io us tignerai in conto di un ream di predis, une di ignazie sante. Ch'est tu diseras ai figli di Israele. Arrivati Mosè acclamò gli anziani dal popolo e raccontò tutto ciò che il Signore gli aveva ordinato. E il popolo, tutti d'accordo, gli rispondè: «O fasarin tutto ciò che il Signore ha detto». Mosè riferì al Signore ciò che aveva risponduto il popolo. E il Signore gli disse a Mosè: «Io vignerai di te in tu null pench, in modo che il popolo al puoi ascoltare quanto io parlerai con te e che vedi fede in te per sempre». Allora Mosè gli riferì al Signore ciò che aveva risponduto il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Vai là che la int e smondeiu vuoi e domani, che lavi anche la loro monture e che si tegni in prons per passare domani, perché passando domani il Signore alvignerà giù sulla monte del Sinai e tutto il popolo lo vedrà. Poi tu metterai su un confine tor a tor de monte e tu diseras: puars mai guardes se olais sulla monte e se os figliais magari dome il confine. Quel che toccherà la monta sarà coperta. Nessuno potrà tocchiarlo, al sarà clapadato o fat furculi frecis. Om o animal alvarà finito di vivi. Quanche il quarto di rocca suonerà a lung, in che volte alleran su per monte. Mosè altona giù de monte, e alle lideinte, io fase smondea e si lavari innanzi alla montura. Poi disse al popolo: «Tignissi prons per passando man, stai lontans de femmine». Tal passando man sul crichedì, a capitare sulla monte tons, lamps, folks e une fumate penge, e un suon di trombe tan fuor che mai. Tal campamento tutto il popolo al chiapà pure. Mosè al fasè salta fu là in dal campamento, parlai in quinti a Dio, e si fermare in da pite de monte. La monte al Sinai era tutte une fumarisse perché il Signore aveva dismontato giù al fuoco. La fumata eleva su come in tune fornasse, e tutta la monte e stiassava di sgrisulasi. Il sunsur de trombe diventava sempre più forte. Mosè al fevelava a Dio e rispondeva tal ton. Il Signore venne giù sulla monte al Sinai, proprio sulla spiccia de monte. Il Signore acclamò Mosè stando sulla spiccia de monte e Mosè all'è su. Dissele il Signore a Mosè: «Vai giù e disi al popolo che stedi attenti di non passare di là dei confini per venire a via del Signore, perché se no dimorranno un disordine. Anche i predis che vanno d'ogni dal Signore hanno dismondearsi perché il Signore non si distiadeni quinti di loro». Mosè disse al Signore: «Il popolo non può venire sulla monte al Sinai perché proprio tu non sai svisare. Metti un confine tor a tor de monte e disi che lì alle bandite». Il Signore al continuò: «Dai, vai giù e tornai su tu e Aaron, ma i predis e la int non hanno di passare il confine per venire su chi dal Signore, che se no lui si distiadene quintri di loro». Mosè allora al tornò giù la che era il popolo e urfeve là.